Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Prima di cominciare ci tengo a dirvi che sto leggendo i commenti dell'ultimo video e devo essere sincero, c'è qualcuno che mi lascia un po' spiazzato, però poi lo riguarderò, cioè li riguarderò, leggerò quelli che non ho letto, vi risponderò. eh, Però sinceramente qualcuno mi ha lasciato molto, molto spiazzato. Tra l'altro il microfono, sì, è quello giusto, ok. E vabbè, i commenti lasciamoli lì, poi vi risponderò. Oggi andiamo a parlare di un argomento che in realtà ho trattato già almeno un'altra volta. Adesso non ricordo bene di preciso, però sicuramente una volta l'ho trattato. Però perché lo sto ritrattando? Perché sembrerebbe che ci siano delle conferme per quanto riguarda Ranieri. Allora, anche qui, io so già che c'è un ragazzo, un signore, adesso non mi ricordo, mi ricordo il nome, non lo dirò ovviamente per motivi di privacy, che puntualmente ce l'ha con Ranieri, manco di essere svuotato il conto in banca, non so perché. Comunque, tralasciando questo individuo, è giusto che Ranieri rimanga? È una cosa positiva? È una cosa negativa? O cercheremo di dare delle risposte a queste domande. Allora, io continuo ad avere la sensazione che Ranieri in realtà non rimanga. Io non lo so, ho questa sensazione. Secondo me Ranieri, nonostante abbia un altro anno di contratto, andrà via. Per le mie sensazioni e per come la penso io. Però appunto ci sono queste voci che a quanto pare smentiscono tutto quello che è il mio pensiero. Quindi si parla di una, chiamiamola riconferma, anche se tale non è, di Ranieri sulla panchina del Cagliari. Allora, sempre ammesso e non concesso che sia prematuro parlarne adesso, ovviamente, perché ancora non abbiamo niente in mano, il campionato non è ancora finito, mancano ancora delle giornate, ci sono ancora degli scontri diretti, quindi è tutto da decidere. E bisognerà vedere anche se Ranieri rimane sia in caso di permanenza in Serie A che in caso di eventuale retrocessione, ovviamente. Toccamo ferro, famo le corna e tutto quanto. Bisognerà vedere. Però si parla di una riconferma, ovviamente penso in ambito di sempre massima lega, quindi di Serie A. E secondo me è una cosa che non è né positiva né negativa, perché ha i suoi pro e ha i suoi contro. Il primo pro, che secondo me è uno dei più grandi, è che la permanenza di Ranieri darebbe a Cagliari e al Cagliari una cosa che negli ultimi anni è decisamente mancata, ovvero la stabilità. Non, a memoria sono anni, forse dai tempi di Rastelli, che non si fanno 2 anni consecutivi con lo stesso allenatore. Non è una cosa così paradossale, eppure per il Cagliari lo è. 2 anni di fila con lo stesso allenatore è dai tempi di Rastelli che non si vede. Quindi vi sto parlando della stagione 2015-2016 e 2016-2017. Sono 7 anni praticamente che non viviamo una stagione con un allenatore che dura 2 anni. Ed è un qualcosa di grave. Di grave vuol dire che ci sono stati tanti errori a monte. Perché puntualmente, questo lo dicono i fatti, non lo sto dicendo io, abbiamo puntato sul cavallo sbagliato. Lo dicono i fatti, non lo dico io. E sotto il punto di vista della stabilità penso sia la mossa più azzeccata da fare, perché è un elemento comunque rasserenante, ecco, per l'ambiente Cagliari, perché comunque è Claudio Ranieri, è lui, e
volente o nolente negli ultimi anni, cioè negli ultimi tempi con lui abbiamo trovato anche, ehm, come possiamo chiamarla, una sorta di eh, paradiso ancestrale in cui in determinate condizioni il Cagliari riesce a dare il 150% di se stesso. Però allo stesso tempo, voglio dire, un contro che potrebbe essere tranquillamente smentito in qualsiasi momento. Io, quando è arrivato Ranieri, ero contento, oltre dell'uomo in generale e dell'allenatore, ero contento perché mi sembrava uno che comunque i piedi in testa non se li fa mettere. E devo dire che io questa cosa non l'ho ritrovata in quest'anno. Nonostante, se non mi sbaglio, in qualche conferenza comunque non frecciatine velate, però un accenno a questa cosa un po' l'ho notata. Però sostanzialmente diciamo che ha digerito anche cose che non avrebbe dovuto digerire. E quello, per carità, fare anche da parafulmine o subire cose che non dovrebbero essere subite da te, è anche quello il compito dell'allenatore. Ma trovo ingiusto e ingrato fare queste cose a un signore con la S maiuscola come Ranieri. Mi dà fastidio anche solo l'idea che lui quest'anno abbia dovuto subire cose che non si meritava di subire. E con questo ci tengo a ribadire che non significa che Ranieri sia esente da critiche. Ci mancherebbe, perché tutti sbagliano, incluso lui, e quando va criticato è giusto che venga criticato, ma bisogna razionalizzare e considerare bene le critiche che vengono poste, secondo me. E non tollererei un altro anno in cui viene data la colpa a Ranieri per un mercato estivo dubbio, mettiamola così, anche se poi dati alla mano la maggior parte, allora, del mercato estivo chi c'è sta? Azidiagos comunque nell'ultimo periodo si sta riprendendo, ma ancora tutto da valutare. Vietesca qualche cosa buona l'ha fatta, qualcun'altra no. Scuffet imprescindibile. Oristagno magari ci casca. E chi altro arriva? Vabbè, Petagna. Petagna però è comunque in prestito. Shomurodov si è decisamente ripreso. Augello e Yankto forse sono i due che hanno deluso di più e alcuni potrebbero farmi notare, però sono i due che Ranieri ha chiesto esplicitamente. Sapete che incomincio a dubitare di questa cosa? Nel senso, ha chiesto cioè esplicitamente proprio i nomi di Augello e Yankto oppure ha chiesto dei giocatori che fossero in grado di compiere un determinato ruolo e quindi la società in maniera magari forse un po' sbrigativa è andata a prendere due nomi che il mister già conosceva quando lui magari aveva chiesto altri nomi. Non lo so, io alzo le mani, probabilmente, anzi, forse al 99% li aveva chiesti Ranieri, però non lo so, io mi riservo sempre qualche dubbio. Passando a un altro pro, è il fatto che comunque lui ama Cagliari. Ama Cagliari, l'ha dimostrato, lo ha dimostrato in passato, lo sta dimostrando e lo dimostrerà sempre. Lui ama veramente il Cagliari e questa è una grande cosa ovviamente, perché è disposto a tutto, è disposto a tutto e io penso che ci siano solo veramente due squadre in cui lui potrebbe fare letteralmente di tutto. E noi siamo al pari della sua squadra del cuore, la squadra di cui non si è mai vergognato e mai ha nascosto di essere tifoso, che è la Roma. E non è cosa da poco, ragazzi. Per niente cosa da poco. Però, allo stesso tempo, c'è un contro. E il contro può essere, secondo me, soggettivo.
perché può cambiare da persona a persona. Io lo ripeto e ribadirò sempre. Io amo alla follia Ranieri. Alla follia. Però a livello di calcio giocato come propone calcio, non è un calcio che a me piace. Lo dico proprio spassionatamente, non me ne vergogno e né niente, ma non ho mai criticato Ranieri per il semplice fatto che sapevo a cosa saremmo andati incontro, quindi aspettarsi un qualcosa di diverso quando sai già cosa ti aspetta, secondo me è un po' una stupidaggine, perché se tu vai e sai che guardi un film thriller, ok, vai al cinema a guardare un film thriller, rimani sbalordito se poi scopri che è un film comico. Non ti puoi incazzare se vai al cinema e c'è un film thriller e tu guardi un thriller. Lo sapevi. E con Ranieri è così. Si sapeva che si sarebbe giocato un calcio molto più tendente alla difesa, molto più tendente al non prenderle piuttosto che a darle. Era così. Quindi incazzarsi per questo ha veramente pochissimo senso. Però capisco anche chi lo fa. E fortunatamente negli ultimi tempi abbiamo visto una ripresa in questo senso. E io di questo sono molto contento perché abbiamo visto un Cagliari più offensivo, un Cagliari più vivace, un Cagliari più arrembante. E va bene così. Però non stupitevi se questa cosa potrebbe finire. Perché Ranieri è pur sempre Ranieri e ha il suo modo di giocare. Ci sta, è così. A me non piace, ma non significa che debba criticarlo a prescindere perché va in conflitto con quella che è la mia idea di calcio. Però se dovessi scegliere, e penso sia uno dei motivi principali in realtà, un allenatore per il suo modo di giocare, per quanto io lo ami, lo apprezzi e lo stimi, non sarebbe mai la Ranieri. Non lo riconfermerei per quello. Perché il Cagliari ha bisogno di un cambiamento, secondo me, importante. Per quanto paradossalmente la stabilità sia la cosa di cui ha più bisogno, ma stabilità ambientale, un cambiamento a livello di gioco penso sia necessario, anche per gli interpreti che attualmente si hanno in squadra e che presumibilmente potrebbero anche non esserci l'anno prossimo. E poi vediamo se mi viene qualcos'altro in mente perché purtroppo non mi sono preparato niente, non mi sono scritto niente. E altre cose. Mi sembra di aver detto tutto, anche se probabilmente qualcosa me la sarò dimenticata. Quindi in soldoni terrei Ranieri soltanto per creare un fil rouge tra quello che è stato, scusate, tra quello che è stato questo campionato e il prossimo, per creare stabilità, per creare un uomo che faccia quadrato attorno alla squadra, che si mette a lui davanti a tutto, ma è ingiusto. È ingiusto per la carriera che ha avuto Ranieri, è ingiusto per la persona che è, ed è ingiusto perché non può un uomo di 70 anni prendersi le colpe di errori che per la gran parte potrebbero non essere suoi. Non è giusto e non è corretto. Quindi non lo so ragazzi, è veramente un 50 e 50. Logicamente parlando vi direi che probabilmente sarebbe meglio cambiare. Emotivamente parlando vi dico la sua riconferma potrebbe essere giusta. Non lo so, io vivo in questa zona grigia. Io non so voi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.